La terra che trema, i crolli, la paura, il disorientamento tra le migliaia di turisti stranieri in vacanza in Indonesia, nella zona di Lombok, c'è anche la famiglia del geometra trevigiano Giovanni Simeoni, 55 anni, in vacanza alle isole Gili tra Bali e Lombok con la moglie Mara Pivato e i due figli. Pochi contatti anche con i familiari in Italia. La sorella Laura, giornalista trevigiana, racconta così quanto riferito da Giovanni. Erano le 8 meno un quarto lì da loro e da noi le 2 del pomeriggio. Io presumo che stessero cenando fuori, almeno spero che fossero fuori perché altrimenti sarebbero stati coinvolti dai crolli, perché a un certo punto lui mi ha scritto qui è crollato tutto. Una drammatica fuga dall'albergo con i locali che hanno fatto salire tutti in collina per la paura di tsunami, poi il ritorno verso la spiaggia. La cosa positiva è che è riuscito ad arrivare all'isola di Bali dall'isoletta di Gili, che è una piccolissima isoletta sopra il Borneo, quindi avevano un'ora e mezza di barca. Sono riusciti a fare, soprattutto sono riusciti a salire sulla barca, perché in rete abbiamo visto scene abbastanza difficili, diciamo così, perché ovviamente tutti cercano di mettersi in salvo. Allora loro sono riusciti ad arrivare tutti e quattro, quindi con la moglie e i due figli, all'isola di Bali. Adesso è all'ospedale perché nel trambusto, non sappiamo come, che cosa, comunque si è ferito alla testa. I familiari si stanno muovendo in tutte le direzioni per riportare i loro cari a casa. Hanno già preso contatti con l'agenzia di viaggi, il governatore Luca Zaia e la Farnesina. Il Ministero per il momento ha deciso di non, o almeno non si sa se avvii dei voli specifici per portarli a casa. E loro sono un po' in balia perché lì non ci sono soccorsi, non sono stati soccorsi da nessuno se non dalla gente del posto in maniera molto artigianale, ma hanno due cose prese all'ultimo momento, canottiera e poco altro, e sono lì che nel caos, ecco, la parola giusta è caos.